Ciao Fiotusan, prima di tutto mi vorrei scusare perché da tempo che fanno un video e sono un ciccino in ritardo e passa un po' troppo tempo. E vorrei anche comunicare e mi dispiace per quel che è successo ieri a Milano e per quel grattacielo della zona sud che le è andato in fiamme. Mi dispiace veramente tanto, di cuore, soprattutto per i famiglie che hanno dovuto andare fuori da casa e lasciare tutti in dire che le mica facile. E veramente riesci minga a pensare in quella situazione di disperazione che probabilmente sta vissuta questa famiglia e queste famiglie e le hanno tanto complicata. Speriamo che la situazione sia meglio presto. La sia meglio presto. Allora, adesso vorrei anche rispondere a una domanda che se mi fa spesso, anche da tempo, quando è che torni a Milano? Questo è proprio uno sfogo, perché sono veramente, che la famiglia più. Le dal 2017 che tornerò e veramente sono preoccupata per la situazione. Il ragioni è diverso. Prima di tutto è l'anè ovviamente, senza l'anè ti puoi fare una gota e le complicare risparmiare senza un lavoro decente, perché mi in qualcosa fa, ma riesci mica a mettere da parte da ne, allora le più sei complicato e devo aspettare sono quanto è un disastro. Poi che gente che la può pensare forse la situazione sanitaria la complica tutto un cicinin, però nel mio caso non è il problema più grave. Che in qualcosa che si potrebbe pensare, forse la sede non vaccinata, forse per questo la torna no. No, mi sono già vaccinata con i due punture, allora questo è mica il problema. Almeno per andare e tornare, che si sa mai. E si sa mai in un futuro quel che le succederà anche a me con questa situazione del caos. Spero che vada minga troppo peggio, perché mamma, e se per minga vivinci. Comunque anche altri problemi più personali, per esempio i gatti. Però di minga lasciare i gatti da parlare per tanto tempo e forse 4 con roba da mangiare, roba da bere, in sci stanno bene, stanno mica male, stanno bene, ecco, loro che rompe i pali. E poi di anche qualcuno da tra i gatti, ma pensi che più di portare mica con me perché in due gatti le mica uno, se ti te ve fuori ti te che non problema a portare un animale, ma sono un animale, ma sono se ti te che due se si può fare. Allora, e poi che anche la famiglia che adesso rompi pali, ma è strano perché mi sono andata e tornata per Milano, per l'Italia, che sta mica un problema. Però di sempre che la mia madre ultimamente la si fa dei pensieri strani che sono perché sarà forse anche un ciccinino sulla fiora del co adesso. Forse la pensa che se torni a Milano poi la vuoi mica tornare a Vigo e sono
A volte la mi dice di robe strane che le tipo, ma mamma, che pensieri, che te che il suo no è una roba strana e tanto per come fu a tornare a casa. E tornariano a casa se trovassi un laureame, anche lei complicata. E sugghiamo perché l'ho provata tempi in tre anni in tre e se vi vinga dell'aria. All'ensci. Comunque, in riassunto, questi i motivi per cui vi a Milano e in questo qui e minga ma per il virus e forse quello è il momento mi voglia di tornare ma per di no ste che le fa pazienza no troppa pazienza ormai ai 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 e niente e niente. Scusami che adesso su Andrea mette una qualche parola in italiano, a me succede perché su Minga già mo in sci abituata a parlare milanese come in altri tempi, però vabbè, scusami. E niente, si sente un presto, speri. Scusami dello sfogo. Ciao.